Continua la saga della pista da bob dei Giochi Olimpici 2026. Dopo la gara d'asta andata deserta, adesso anche la procedura negoziale per individuare un'impresa interessata non ha dato esiti positivi. I motivi della nostra contrarietà sono ormai cosa nota. La pista da bob è un'opera altamente impattante sia a livello ambientale che economico. Il ministro Abodi venga a riferire in Senato. Sono affermazioni della senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, che, così come il PD Veneto, si è schierata contro il manufatto. Le alternative ci sono, c'è la pista di Innsbruck che è a poche ore di distanza, con 10 milioni di euro ce la mettono a posto e facciamo là queste competizioni delle Olimpiadi. Inoltre sono stato giusto 3 settimane fa sui luoghi dove dovrebbe essere fatta la pista, si andrebbe a sacrificare un lariceto di circa 450 piante. Non possiamo distruggere i boschi per fare un'opera inutile e costosa come questa. Quindi diciamo no a quest'opera, diciamo sì alla tutela del bosco, diciamo sì all'utilizzo della pista di Innsbruck. Domenica, giorno scelto per la manifestazione di protesta organizzata a più voci, si capirà da che parte sta la città, se la gente andrà in massa o se diserterà l'iniziativa. Ormai la questione della pista da bob è alle battute finali. Ieri doveva esserci l'assegnazione per l'appalto dei lavori, ma in realtà l'asta è andata ancora deserta. In questo modo i tempi per la sua realizzazione si accorciano ancora di più e il rischio che venga avviato un cantiere che poi non venga concluso in tempo per le Olimpiadi si fa sempre più concreto. Noi di Cortina Bene Comune, assieme a tante associazioni e a tanti cittadini di Cortina, ci siamo da sempre opposti alla costruzione di quest'opera, perché la consideriamo insostenibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale.